È la penultima d'andata del girone E di Serie D dal Lungo Bisenzio per Prato Sporting Triestina. Ben ritrovati da Gabriele Noli. Prato che ha costruito il suo quarto posto nel fortino del Lungo Bisenzio, la sconfitta all'esordio colorvietano, poi 6 vittorie di fila con almeno 2 gol segnati, perfetto equilibrio nei risultati dello Sporting Triestina, 5 vittorie, 5 pari e 5 sconfitte che lo collocano nel ventre di questo campionato. È una vittoria sicuramente importante, sentitissima, ottenuta nel derby dell'Alta Val Tiberina con il Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Prato reduce invece dal KO di Grosseto al cospetto della capolista, ma in una partita che ha dato delle indicazioni molto positive, al netto appunto dell'essere tornati dalla Maremma senza punti al tecnico Simone Venturi, e quella partita deve essere un gancio per dare continuità sotto il profilo appunto delle prestazioni in una domenica di festa a Prato. Intanto per i 40 anni del gruppo degli Wild Chaos, uno dei gruppi del tifo organizzato che ha anche predisposto una coreografia che è in via di svolgimento nella curva Ferrovia Matteo 27, quella collocata alla nostra sinistra rispetto alla postazione quella in tribuna centrale. Anche oggi circa 2000 spettatori, che sono il riflesso di numerico di un entusiasmo ritrovato a Prato da quando a luglio la presidente o presidentessa, come viene chiamata anche qua, Gasma Acem, ha rilevato il club da Stefano Commini, facendosi carico di una situazione economica delicata e cercando di invertire anche una tendenza non soltanto da un punto di vista di conti ma anche proprio di ambiente. E non a caso il ritorno del pubblico in massa a Lungo Bisenzio è conseguenza di questa inversione di tendenza. C'è entusiasmo, c'è voglia di ritrovare calcio a livelli importanti appunto a Prato, una realtà che ha stazionato per decenni tra i professionisti, soprattutto in Serie C, poi scesa in Serie D. L'obiettivo, se non quest'anno direttamente, essendo già a 13 punti dal Grosseto di distacco, ma di ritrovare nei prossimi anni appunto la Serie C. È il momento, mentre continuiamo a vedere la coreografia, di proporre le interviste che abbiamo realizzato agli allenatori Venturi del Prato e Calori del Triestina. Mister Simone Venturi, allenatore del Prato, a Grosseto è arrivato tutto ciò che un allenatore vuole, la prestazione tranne il risultato. Si riparte da lì per ridare continuità. Una squadra che il Prato in casa vince sempre, a parte la prima partita. Come si mettono insieme tutti questi elementi? Ma abbiamo lavorato su di noi perché ovviamente la sconfitta di Grosseto è stata molto cosciente. Alla luce della grande prestazione che abbiamo fatto, che una sconfitta così meritata era sicuramente a livello morale pesante, però si lavora sfruttando la rabbia che questa sconfitta genera per cercare di trasformarla in energia positiva per la partita di oggi. È entrato in una nuova fase il Prato, ha cominciato molto tardi, sicuramente dopo rispetto a tante altre squadre. Ci voleva del tempo di inserimento, di ottimizzazione sia fisica che di amalgama. Quanto questa creatura che è riuscito ad assemblare la sta soddisfacendo anche nel percorso di crescita, confortato da un buon quarto posto? Ma diciamo che il nostro campionato vero, se si può dire così, è iniziato 5-6 partite fa, nel momento in cui la rosa è stata completata, nel momento in cui tanti giocatori che sono arrivati appena prima dell'inizio del campionato o diciamo a campionato in corso hanno iniziato ad avere una forma fisica accettabile, perché magari tanti arrivavano anche da situazioni che si allenavano da soli, quindi diciamo che ci è voluto un po' di tempo, una difficoltà che magari anch'io non mi aspettavo, e in questo momento però siamo diventati squadra sotto tutti i punti di vista, sia a livello di organizzazione che di condizione atletica, e credo che negli ultimi 5-6 partite anche le prestazioni si sono viste, al di là del risultato. Abbiamo sempre fatto ottime partite e questo è il percorso che dobbiamo continuare a fare.
Simone Calori, allenatore di uno Sporting Triestina che ha ritrovato il suo perfetto equilibrio, 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, vincendo una partita speciale, quella a Prato oggi. Con che spirito? Ma lo spirito c'è sempre stato, è quello giusto, è normale che siamo un po'. Abbiamo avuto qualche problemino in settimana, insomma, quindi siamo un po' dimezzati purtroppo e l'unica cosa che mi rammarica oggi per la partita è essere un po' dimezzati da qualche assenza che non era prevista, ecco, tutto qua. In un campionato sicuramente di spessore, con tante squadre che hanno uno storico significativo, si parla dello Sporting Triestina come una piccola realtà, ma piccola solo nei numeri, perché poi nella dimensione che si è costruita in questi anni in Serie D ha dimostrato di saperci stare bene, con merito, con tante competenze in campo ma anche fuori. È una società che sì, sono 15 anni che fa la Serie D, è normale per un paese di 2000 abitanti c'è tanto da lavorare, no? La Serie D è diventata, io l'ho fatta, no? L'ho fatto la C1, ho fatto la C2, è un po' una C2 la Serie D in questo momento. Gli allenatori sono sempre più preparati, le squadre sono sempre più organizzate, quindi, ma anche le società sono sempre più organizzate. Quindi il mio obiettivo, quello dell'anno scorso, era quello di rimanere per costruire insieme alla società qualcosa, un passettino in più, no? Perché poi dopo in queste categorie mancano poi le strutture e il presidente già sta facendo qualcosa di incredibile per poter mantenere questa categoria, però è normale che se vuoi poi stare qui devi cercare di competere anche sotto il punto di vista di strutture e organizzazione, è quello che stiamo provando a fare. Simone Calori, allenatore toscano di una squadra non toscana, una delle poche di questo girone, ha avuto maestro come Maurizio Sarri e non solo, però dice non copio, ci metto tanto del mio nel percorso anche di valorizzazione dei ragazzi, ed è anche bello pensando a giocatori come Ubaldi, no? Anche già nel giro delle selezioni della Lega Nazionale Dilettanti, quanto è gratificante per un allenatore contribuire alla crescita soprattutto dei suoi giovani, al di là dei regolamenti che ne determinano l'utilizzo. Io credo molto nei giovani e l'ho fatto anche da giocatore, perché da giocatore quando ero vecchietto, il vecchietto della situazione, ma anche prima, mi mettevo sempre nei loro panni, quindi me li sono sempre un po' presi a braccetto. Ora da allenatore diventa più facile perché so quello che stanno attraversando, so dove devono andare, so qual è il loro obiettivo. Il problema di molti giovani oggi è un po' questo, no? La costanza, la determinazione. Noi quando giocavamo noi la base era quella, le motivazioni erano la base, forse la qualità era un po' più alta per quello. Oggi già le motivazioni ti fanno fare carriera. Quindi io scelgo, hai parlato di Geremia Ubaldi, che ce lo siamo presi l'anno scorso sotto braccio, è stato fatto un cammino, un processo che oggi poi lo vede sempre titolare, è sempre uno tra i migliori in campo, ma c'è tanto da lavorare, ma il nostro obiettivo, e soprattutto per le squadre come Triestina e le società come Triestina, deve essere quello poi di portare in prima squadra questi ragazzi e portare anche a riqualificarsi giocatori che magari vengono dall'eccellenza o che non sono riusciti a fare quel passo lì, ma sono dei ritardatari, come dico io, perché magari le qualità ci sono, ne abbiamo tanti in squadra e è più facile allenarli perché le motivazioni sono alte. Poi sono contento soprattutto anche dello staff, perché se ne parla poco, ma gli staff per un allenatore sono fondamentali, quindi io sono sempre a ringraziarli, ma è la verità, senza di loro si va da poche parti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie Crepi. La coreografia degli Wild Cows che fa da colonna sonora e visiva di questo Prato Sporting Triestina, con le squadre che fanno il loro ingresso in campo, con un Prato che cerca la 7ª vittoria di fila in casa. Sporting Triestina che, come dicevamo, è reduce dal successo nel derby dell'Alta Valle Tiberina con il Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Un Prato oggi in bianco, con la divisa dunque da trasferta, pur giocando in casa. Funziona così nei dilettanti, e con la voglia del Prato di consolidarsi in zona playoff alle spalle di Taue e Seravezza, considerando che il Grosseto sta facendo un po' campionato a sé. Primo obiettivo dello Sporting Triestina chiaramente avvicinarsi alla quota che assicura la salvezza diretta. Simone Calori e l'omonimo Simone Ventura, allenatore del Prato, si sono abbracciati. Due Calori, allenatore toscano di una delle poche squadre non toscane di questo girone, ha avuto maestro come Maurizio Sarri, lui che ha
giocato nella San Giovannese, è stato diciamo il fulcro della sua carriera calcistica in quanto a permanenza, e tra gli allenatori ha avuto appunto l'attuale tecnico della Lazio, un Calori che ha anche giocato in B con il Mantova e in C con il Pisa. Sicuramente un turno che ha in San Donato Tavarnelle Grosseto, un'altra sfida molto interessante. Il Foligno Seravezza Pozzi, sfida anch'essa di alta classifica. Siena Camaiore che invece si gioca domani con la Robur che appunto posticipa in questa sfida contro i Versigliesi. Tau Altopascio di Scena in casa della Terranuova Traiana. Poi magari all'intervallo avremo modo di aggiornarvi sui parziali, sui risultati che si delineeranno. Dicevamo appunto Grosseto primo a 38, Prato quarto con il Foligno a 25, con lo Sporting Triestina a 20 punti nel ventre la classifica, in una terra di mezzo tra la zona playoff e la zona playout. In questo momento chiaramente il Triestina appunto sarebbe ben tranquillo. Prato che darà il primo giro del pallone, manca Lattarullo, un infortunio domestico per lui alla mano, ne avrà per almeno un mesetto. C'è Greselin come play, Rinaldini sulla tre quarti, si pensava a un dualismo, invece Venturi li schiera entrambi con Gioè come riferimento offensivo con Verde, difesa a 3 confermata per lo Sporting Triestina. C'è Proietti, Zolla largo a destra, match winner con il San Sepolcro, top goal di Serie D, Priore terminale offensivo. Ferri Marini va in panchina ma per onor di firma non al meglio, chissà se Calori non lo voglia rischiare a gara in corso. Primo giro del pallone per il Prato, via, si comincia in questo Prato Sporting Triestina, 16ª e penultima d'andata del girone E di Serie D. Prato che l'anno scorso invece era nell'altro girone, il D. Tutte le toscane sono nel girone D e chiedo scusa, a eccezione invece di Pistoiese e Tuttocuoio che sono inserite nel D. Avevamo commentato con il sottoscritto la partita tra Pistoiese e Correggese. Primo back del Prato con Rinaldini sulla verticale per Cela, si va a cercare Gioè, pallone che viene abbracciato da Bonifacio. 25 secondi, prima iniziativa del Prato che vuole partire forte. L'abbiamo detto, una creatura in mutamento continuo il Prato. Ha cominciato tardissimo la premessa iniziale con il nuovo corso dirigenziale con la presidente Asma Gacem. Si è ricreato al di là dell'entusiasmo, al di là del progetto che prevede anche iniziative con le scuole di valorizzazione. Intanto prova ad andare D'Angelo, cross in mezzo, deviazione di Polvani e poi Dorsi a liberare. Dicevo, un nuovo corso con Simone Venturi, allenatore di grande affidabilità e di esperienza. Alcuni giocatori sono arrivati non solo in estate ma anche a campionato in corso. Prato che sta trovando continuità, sicuramente l'ha trovata in casa, 6 vittorie di fila, sempre con almeno 2 gol all'attivo. Rimessa con le mani da parte di Sensi, è corta, sbagliato il controllo da parte di Ferrarese, poi è finito giù De Meio. Cela che prova a far correre in fascia Berizzi, viene messo giù, calcio di punizione. Arbitro della sfida Federico Bruschi di Ferrara, Mirabella di Acireale e Casula di Carbogna sono gli assistenti. Ottava direzione in Serie D in questa stagione per Bruschi, ha diretto 2 gare del girone A, 2 del B, 2 del G e 1 dell'F, quindi prima gara nel girone E per il fischietto Estense. Polvani è uno dei rinforzi arrivati appunto in autunno, era la Pistoiese, trovato poco spazio, Verde intanto non vuole l'angolo, va al cross in mezzo, De Meio a liberare, bene ma non benissimo, poi in qualche modo Ubaldi. Si crea un po' di panico nell'area dello Sporting Triestina quando il Prato va a folate. Polvani era un po' una blasfemia che stesse in panchina. A Prato hanno capito la volontà del giocatore di avere minutaggio. E infatti Polvani, da quando è arrivato, ha preso possesso della zona centrale insieme chiaramente al titolare Risaliti, che torna dopo aver scontato 2 giornate di squalifica, è stato espulso contro il Seravezza.
Polvani, Risaliti sicuramente coppia di grande affidabilità. Lo stesso capitano che prova ad andare sulla verticale per Berizzi, c'è Giuliani su di lui, c'è il cross murato, l'ultimo tocco è il suo. Furgheri in porta, dicevamo, Berizzi a destra, Dorsi a sinistra, Polvani, Risaliti centrali, Greselin che fa il play con Cesari e Cella mezzale, Cella sul centro-destra, Cesari sul centro-sinistra, Rinaldini in appoggio a Verde e Gioè. Bonifacio in porta, Sensi, De Meio, Ubaldi i tre dietro, Giuliani a destra, Proietti, Zolla a destra, esterni a tutta fascia con Ferrarese e Tolomello interni e Priore riferimento offensivo, Mercuri e D'Angelo a supporto, con D'Angelo a fare un po' più di raccordo, quindi più vicino ai centrocampisti, può diventare un 3-5-2 in fase di non possesso, e Mercuri più vicino a Priore. È lo stesso 16 che lavora questo pallone, Tolomello di là da Giuliani, break ancora degli umbri con Polvani che cerca la chiusura, pallone che passa, messo fuori in qualche modo, poi conclusione tentata da Tolomello, la testa di Dorsi nuovamente a mettere fuori, poi rinviene Verde, buono il ripiegamento dell'attaccante. Gli applausi anche del pubblico per lo sforzo di Verde. Rinaldini gioca a 3 con Greselin che prova a impostare andando in verticale, cercando Gioè, sportellata di Ubaldi, molto bravo il difensore Geremia Ubaldi, classe 2008, uno dei prodotti del vivaio del Tessina, ha debuttato la scorsa stagione, ha sin qui disputato tutte le gare di campionato con lo Sporting Triestina, già anche tenuto in grande considerazione dal movimento della Lega Nazionale Dilettanti, convocato già per diversi impegni della selezione appunto della LND. Ferrarese, De Meio di là da Giuliani, varie esperienze in Toscana, Grosseto, Livorno, anche in C col Ponte d'Er. Cross dentro a cercare Priore, affilato sul primo palo, il 16 non riesce a toccare, allora il rinvio di Furgheri molto profondo, va Verde all'inseguimento, sposta Sensi, gli prende il tempo e anche il pallone, arriva sino alla bandierina e poi ricomincia da Cesari. Ancora Dorsi a sventagliare nel cuore dell'area per Gioè, forse un tocco col braccio, chiedevano il rigore il pubblico del Lungo Bisenzio, tutto ok per l'arbitro. Poi Proietti Zolla, top gol per lui nell'ultimo turno in Serie D, quello decisivo nel derby con il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, 6,35 vibranti, con Prato che prova a mettere pressione, Sporting Triestina che accetta i duelli e cerca di ripartire, ne viene fuori una partita viva. Rinaldini, sponda di Gioè, ancora Damiano Rinaldini, le finte del 10, prova a passare, agganciato dietro da D'Angelo, senza fallo, riviene ancora Rinaldini col tacco, poi tocco forse col braccio, anzi senza forse. 9 gol stagionali per Gioè, 6 in campionato, 3 in Coppa, vicino dunque alla doppia cifra il vice capitano laniero. Risaliti, l'ultimo tocco è di Mercuri e allora rimessa battuta in fretta, si continua a lottare con Ubaldi, ora arriva prima di Cela, la pressione proprio di Cela, non c'è fallo, poi allora arriva in soccorso Ferrarese, Giuliani, tutto il risultato è tutto di prima, anche in una zona di campo piuttosto rischiosa alla fine c'è un fallo. Ai danni proprio di Giuliani. Le panchine migliorati: Tommaso, Bussotti, Ferri Marini, Cecchetti, Cuccarini, Gran Turchelli, Achille migliorati e Confessore nello Sporting Triestina, dove ci sono un po' di assenze come Scartoni, Dottori, oltre appunto al fatto che Ferri Marini è in panchina ma non al meglio.
Zolla, bravo Polvani a chiudere su Priore, poi Greselin a mettere ordine. Si pensava potesse giocare Settembrini lì nel mezzo, però Settembrini poi non ha recuperato, anche lui non era al meglio. Di fatto in panchina ci sono Fantoni, Corsa, Limberti, Zanon, Boccardi, Andreoli, Mencagli, Rossetti e Mastrolia nel Prato. Giallo, primo giallo del match che arriva dopo neppure 9 minuti. Giallo per Cela, numero 14. Intervento in ritardo, non cattivo quello di Cela, ma sufficiente per l'arbitro per estrarre il giallo. Sensi, verticale per Tolomello, bella l'idea per D'Angelo che sposta nelle intenzioni Cesare, poi il 25 rinviene, mette un po' all'apprensione Polvani, Dorsi va a liberare, alimenta di testa Ferrarese, un po' di confusione ora, Rinaldini mette ordine in orizzontale per Greselin. Nel traffico sposta bene Greselin, Risaliti va a destra da Berizzi, c'è Cela sulla verticale, si va a cercare Gioè, lavoro da pivot, va dentro ancora Berizzi, sfondamento Berizzi, murato sul più bello, dai e vai con questo break di Berizzi, molto bravo poi a seguire l'azione nel momento in cui Gioè è pronto a restituirli. Che aveva seguito Greselin, Dorsi, Rinaldini un po' troppo corto, Proietti Zolla ha capito tutto, D'Angelo mezza a due, tunnel su Dorsi, passa D'Angelo poi da terra, bravissimo Cesari, altro ottimo recupero, Rinaldini di prima per Dorsi che cerca di passare su Ferrarese, non c'è fallo, anzi sì, perché c'è stato il tocco col braccio da terra di Ferrarese che lo scorso anno aveva disputato la prima metà di stagione all'Albenga in Serie D nel girone A, poi l'Albenga ha avuto problemi societari, c'è stata una migrazione di massa, Ferrarese che ha trovato spazio al Viareggio in eccellenza e questo un po' rispecchia quello che è stata anche la conduzione del mercato estivo dello Sporting Triestina, lo ha detto anche Callori nel pre-gara, cioè quello non solo di trovare dei giovani ma anche di andare a scovare dei giocatori di eccellenza, di categorie inferiori che possono anche in Serie D rappresentare un potenziale valore in base anche a quello che serve in termini di caratteristiche, giocatore d'ordine, di ha trovato spazio con continuità nel Triestina fin qui. Giuliani, pallone a metà via tra Mercuri e Priore, legge bene Risaliti, Greselin ricomincia da Polvani, poi va di là da Risaliti, c'è la profondo verso Gioè, sfondamento, l'ultimo tocco è suo nel duello con Ubaldi. Rumoreggia il pubblico del Lungo Bisenzio perché se l'è presa un po' comoda lo Sporting Triestina nel rimettere il pallone in gioco, il rinvio sbagliato di Bonifacio fuori misura, allora Berizzi con le mani. Greselin, Risaliti cambia versante in orizzontale per Dorsi, movimento di Rinaldini ad attaccare lo spazio liberato da Cesari, si accentra Rinaldini, pallone ancora in possesso del 10, Cesari, Dorsi con calma Polvani, di là da Risaliti, verticale a cercare Cela, sbagliata la misura del passaggio e allora Ferrarese apre per Giuliani.
centrale per Tolomello, prova a correre, si gira bene Mercuri, c'è da questa parte Proietti Zolla, servito bene il 9 che può andare a puntare Cesari, Tolomello, Ferrarese, nuovamente Tolomello, lo va a prendere Rinaldini, si va a cercare Priore in verticale, duello tra i 16 con Polvani che lascia sfilare, rimane giù Priore lamentando un colpo al volto, poi un po' di tensioni verbali tra i due. C'è anche una trentina di sostenitori dello Sporting Triestina, sono collocati nel settore ospiti dietro in sostanza Berizzi, il settore da defilato dalla parte opposta rispetto alla tribuna centrale. Triestina che è frazione di Città di Castello. Formazione che l'anno scorso è riuscita a salvarsi con Calori in panchina, Calori che era stato esonerato curiosamente per 2 settimane dal 27 di gennaio al 10 di febbraio, poi prontamente richiamato per portare il Triestina alla salvezza. Sensi con le mani, Tolomello ricomincia da Ferrarese in orizzontale, Mercuri calcia, sinistro debole, Furghieri che è diventato il portiere titolare in pianta stabile dopo che a inizio stagione Venturi aveva schierato Fantoni come Limberti, uno dei pochissimi giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione in un organico poi rivoluzionato. Risale la corrente, Dorsi a sinistra, poi sterza, ne ha 2 addosso Rinaldini, sale Risaliti, Berizzi, Greselini, il gioco a 3 con Cela, poi interviene Ubaldi di testa, evita anche il fallo laterale, molto bravo Ubaldi, poi meno però nel rilancio, e allora Greselin centrale per Gioè, cerca l'imbucata, ha capito tutto Sensi che poi va a liberare. Risaliti, Polvani, Dorsi, Cesari, Greselin, apre ancora per Dorsi, si propone sempre sulla verticale Rinaldini, taglia dentro il campo, Dorsi esagera un po' allungandosi il pallone, riconquistato comunque subito dal Prato. Greselin, Risaliti, il velo di Gioè, tagliato fuori però anche Verde, Proietti Zolla, prova a innescare Mercuri, fuori misura questo pallone per l'attaccante. L'iniziativa di Cesari, Rinaldini, altro passaggio non preciso, recupero di Ferrarese. Giuliani, Ubaldi dietro da Bonifacio, la testa di D'Angelo, Polvani con una finta disorienta bene Priore. Rinaldini si abbassa per impostare, sempre di testa Sensi, Proietti Zolla si è accentrato, la finta su Rinaldini, via ancora Proietti Zolla, di là da Giuliani, verticale per Mercuri, recupera solo per un attimo Cela, poi ancora Ferrarese,
Bonifacio è venuto incontro a Mercuri, proietti Zolle, c'era largo d'Angelo, si passa invece da Sensi, ancora Mercuri, non c'è fallo su di lui, si arrabbia Calori, verticale Greselin per Gioè, intervenuto De Meio. Ci sono un po' di tensioni nel settore laterale della tribuna centrale. Rinaldini, Cesari, guarda la porta, calcia l'arco, Squillo Prato al 20°. C'è stata deviazione e dunque angolo per il Prato. C'è stato un diverbio piuttosto acceso. Ferma tutto l'arbitro che vuole ristabilire l'ordine nell'area piccola del Triestina. Rinaldini dalla bandierina, secondo palo, nessuno tocca, pallone che sfila all'alto. Fischia ancora il pubblico del Lungo Bisenzio, il motivo è quello già spiegato in precedenza, Sporting Triestina che riprende il gioco a dietro da Priore. Calcio di punizione per i toscani. Rinaldini col destro o Dorsi col sinistro? Via Rinaldini, Dorsi, pallone che rimane, il colpo di testa e gol! Prato in vantaggio, Greselin è andato a calciare schiaffeggiando il pallone a mezza altezza, niente da fare per Bonifacio. 1-0 Prato al 23°. Primo gol stagionale per Greselin che va a esultare sotto la curva Matteo 27. Pallone ribattuto a centro area sulla punizione battuta da Dorsi. È stato molto bravo Greselin a coordinarsi, a trovare poi un angolo eccezionale alla destra di Bonifacio. Occhio ancora a Bonifacio che viene aggredito. Il rinvio del pallone che finisce all'altro portiere Furghieri. Lungo Dorsi, stesso Dorsi per ora si fa portare via il pallone da Proietti Zolla, break dello Sporting Triestina, Rinaldini lo rallenta, poi arriva Tolomello, conclusione deviata, angolo. Ci ha provato il centrocampista col sinistro.
traiettoria è divenuta molto velenosa, tagliato fuori Furchieri, angolo per lo Sporting Triestina. Pallone messo in mezzo De Meio con una deviazione, pallone poi che si impenna, che termina sul fondo in rete dopo il colpo di testa di De Meio sul secondo palo. Dunque due opportunità in rapida sequenza per lo Sporting Triestina, questa ancora più pericolosa. Greselin, l'autore del gol, si fa portare via il pallone da Giuliani, fallo di Greselin. De Meio, era rimasto dietro a offrire una soluzione per Ubaldi, lo scambio invece è stato con Tolomello, ora è Mercuri che si prende la rimessa, battuta da Giuliani. Ferrarese, Ubaldi, eccolo De Meio sulla pressione di Gioè. Ubaldi viene incontro Mercuri, rischia un po', riesce comunque a servire Tolomello, proietti Zolla, attacco con D'Angelo, poi Cesare in scivolata, ottimo, Dorsi sbatte su Sensi, calcio di punizione per il Prato. Dorsi, Polvani, Berizzi, Cela che deve stare attento essendo gravato dal giallo, poi Cesare ancora da terra senza fallo, altro pallone recuperato da Cesare. Rinaldini, Rinaldini, c'è il fallo da parte di Cesari. Cambiato subito versante per Ubaldi. Priore si incarta, allora Polvani porta via il pallone, possibile ripartenza del Prato. Rinaldini, Greselin, passa Verde, controllo un po' difficoltoso, poi va a commettere fallo su Sensi, gli ha restituito un po' il colpo che gli aveva dato in precedenza. D'Angelo, Bonifacio sulla pressione di Gioè, rischia il portiere del Triestina, rimessa per il Prato. Greselin, Rinaldini, Dorsi ancora. Priore che fa sportellate con Polvani, poi arriva anche Risaliti a dare manforte al compagno di reparto. Polvani, avanza Risaliti che poi cerca e trova Rinaldini. Polvani, si apre Dorsi. Gli applausi del pubblico che sentite sono per il coro del
Proietti Zolla, Mercuri viene incontro, poi apre per Giuliani, può andare a sfidare Berizzi, le finte di Giuliani che entra in area, tocco a smorzare da parte di Berizzi, poi Verde arriva prima di Ubaldi. Ferrarese, verticale ancora per Ubaldi. Tolomello a destra da Sensi. Tolomello, poggio troppo arretrato. Errore gratuito questo di Tolomello. Dorsi con le mani. Superati i 31. Ancora 1-0. Decide Greselin. Cesari ancora. De Meglio lo stoppa, chiude in fallo laterale. Dorsi Ferrarese, poi ancora Cesari nel contrasto con Sensi, sfondamento da parte di Cesari. Calcio di punizione per lo Sporting Triestina, che come dicevamo dal fatto ininterrottamente dal 2016 nel 2011 una sola stagione in eccellenza, 2015-2016, poi preso la residenza appunto in Serie D con questo sodalizio guidato da Leonardo Bambini. Tolomello dietro da Bonifacio, la testa né di Dorsi né di Proietti Zolla. Evidentemente l'arbitro ha ravvisato un tocco di Dorsi perché ha segnato Giuliani. Mercuri va a sfidare Berizzi, taglia dentro il campo Mercuri, trova nell'intenzione priore, il piede CM è quello di Polvani, ma ancora insiste lo Sporting Triestina con Ferrarese. C'è Giuliani lì vicino, eccolo servito. Tolomello a mettere ordine, fallo. Ora fase spezzettata della partita con l'arbitro che non lascia molto giocare, fischia questi falli anche che non sono cattivi, non sono certo interventi eccessivi, però forse anche un modo per evitare che la partita li possa scappare di mano. Giuliani è uno schema, Mercuri 1 contro 1 con Rinaldini, tracciante, dentro il colpo di testa a mettere fuori, non è finita, conclusione ancora murata da Polvani, ci aveva provato Proietti Zolla, poi finito giù, giocatore per un colpo, attenzione. Ora c'è un chiarimento tra l'arbitro e Polvani, il cross di Mercuri. Conclusione di Proietti Zolla, si è immolato Polvani, che è stato bravissimo a immolarsi con il corpo, tenendo le mani attaccate appunto al corpo per evitare di fare volume e di toccare in modo irregolare, provocando dunque un rigore reclamato invano dallo Sporting Triestina. Break ancora del Prato con Cesari che ha ricevuto da Cela,
non passa, molto bravo Proietti Zolla, gestita male questa transizione dal Prato. Ora Sporting Triestina che ricomincia da Ubaldi, dietro da Bonifacio. Appoggio errato di Sensi, era rimasto fermo D'Angelo, bandierina giù, Gioè tracciante sul secondo palo, rinviene Mercuri e va a liberare, poi sbracciata di Polvani su Priore, sarebbe tanto calori per l'arbitro, però è tutto ok. Ora l'arbitro ferma il gioco, ma non per segnalare il fallo, ma perché chiaramente colpa è stata al volto, ma l'arbitro era lì vicino e ha ritenuto l'intervento in chiusura di Polvani su Priore regolare. Tant'è che non aveva assegnato punizione, però è rimasto giù Priore mettendosi la mano sul volto. Colpo deciso da parte di Polvani. Era l'arbitro che va a riprendere il pallone, che tornerà in possesso del Prato. Dorsi, Polvani, Dorsi, Greselin apre per Risaliti. Sono un po' abbassati i ritmi, c'è stato un momento soprattutto dal gol del Prato in cui la partita si era accesa di parecchio, da qualche minuto l'inerzia un po' cambiata, i ritmi si sono un po' abbassati. Rinvio di Bonifacio intercettato da Risaliti. Gioè si gira Ubaldi, brava a chiuderlo, poi Ferralese a condurre il possesso dello Sporting Triestina. Movimento di Mercuri molto bravo, Polvani in lettura, dietro sta giganteggiando Polvani. Che però, come dicevamo, Pistoia era Bertolo, come ne ha due addosso. Sensi cerca il cross, murato da Rinaldini, vuole l'angolo Priore, lo ottiene. E vanno Ferraresi e Giuliani. Non è un cross, è uno scarico dietro per Tolomello che fa girare Mercuri, guarda la porta, calcio centrale. Furghieri si fa trovare pronto, il 2006 del Prato. Cesari, Dorsi nuovamente, Furghieri, Ubaldi, verticale ancora per Mercuri, qua fallo netto da parte di Greselin. In mezzo ancora allontanato, nuovo possesso Proietti Zolla, verticale per sé, seguimento del pallone Priore troppo lungo, però Greselin verde, pratica calma, più pazienza Venturi nella gestione del pallone, notevole quantità di palloni. La mezza va a sfidare Polvani, si rinnova il duello, non passa perché Polvani e Cesari, i due migliori del Prato, glielo soffiano nuovamente il pallone, poi ancora sempre Cesari in una selva. Risaliti,
torna da Dorsi con una sventagliata, non c'è pressione, un blocco piuttosto basso quello del Trestina, e allora tempo Dorsi di tornare sul centro-destra da Risaliti che avanza, scollina nella metà campo Umbra, poi torna di qua da Cesare che mette giù, accompagna Dorsi in fascia, sempre Dorsi sfidare Proietti Zolla, le finte, prende il fondo, cross è murato da Proietti Zolla, angolo. Buona questa iniziativa da parte del Prato. Dorsi col sinistro o Rinaldini col destro dalla bandierina. Traffico dell'ora di punta nell'area dello Sporting Triestina. Dorsi liberato Giuliani, ancora Dorsi a sfidare Proietti Zolla, non passa stavolta Dorsi, pulito nell'intervento il 9 dello Sporting Triestina, batte subito Dorsi, Rinaldini mette giù, evita Ferrarese, poi ci ripensa, cross col sinistro, secondo palo, colpo di testa tentato da Cela, problemi zero per Bonifacio nell'andare a bloccare e a rimettere in gioco Bertolomello, pretende un po' troppo, di fatto si autolancia, allora Berizzi, tra poco la segnalazione del recupero e il campo a destra Berizzi, poi si ferma, cioè Cela lì vicino, a spazio, andando dei due, brutto passaggio per Bonifacio che non è riuscito a evitare l'angolo, l'arbitro ha avuto un attimo di esitazione, si è voltato verso l'assistente, l'assistente ha confermato che il pallone aveva varcato per intero la linea di fondo e allora altro giro della bandierina per il Prato. Sempre Dorsi col sinistro e Rinaldini col destro. Rinaldini tagliato, con questo colpo di testa sul fondo finisce il primo tempo senza recupero, Prato in vantaggio 1-0. Rimaniamo in presa diretta, ci stacchiamo un attimo dalla postazione, è il tempo di andare a bordo campo per andare a intercettare altri protagonisti delle due squadre in ambito dirigenziale. A tra poco.
1, 10, 9, 8, 7, 6. Vecchia conoscenza come attaccante, ma anche poi per descrivere veramente questa nuova era che si è aperta a Prato da quando insomma, la Presidente Gacemma ha rilevato la società. Si vede che si è aperto un ciclo nuovo, è cambiato il clima, è cambiato il vento in città, insomma. Sì, allora, intanto quando giochiamo in casa perché molte squadre avversarie si chiudono e per noi la situazione diventa sempre difficile. Però i vincete quasi sempre. Sì, vinciamo perché i ragazzi ora sono veramente in forma, si è trovata una quadra e soprattutto anche grazie a questo meraviglioso pubblico perché fare sold out ogni domenica non era così scontato. Era una bella festa, oggi abbiamo visto una bella coreografia, c'erano i 40 anni del gruppo White House. Quanto è importante aver cambiato proprio noi connotati. Sono rimasti 2 giocatori rispetto alla squadra dell'anno scorso che chiaramente aveva avuto delle difficoltà, qua ci sono dei valori importanti. Ci sono un po' dappertutto, quindi la bravura della società, dell'allenatore sta anche nel metterli rispetto a obiettivi che chiaramente se non quest'anno ma l'anno prossimo la squadra vuole raggiungere, cioè tornare tra i professionisti. Sì, senz'altro, quello è l'obiettivo della società e non era facile per noi perché io sono arrivato qua a fine luglio e avevamo veramente 4 giocatori in rosa e nient'altro. È stata una situazione molto difficile per noi. Rimpianto no, perché comunque nessuno ha mai parlato di promozione quest'anno, sicuramente stanno perché stiamo... Leonardo Bambini, allora ci vediamo che Grazie a vedere questi interventi decisivi, siamo stati in partita molto bene, grazie a vedere questi interventi decisivi, sono molto contento perché d'altro canto è vero che il nostro capitano oggi in condizioni fisiche non perfette non è sceso in campo, ma non escludiamo di vederlo nella ripresa magari, ovviamente che in condizioni fisiche non perfette non è sceso in campo, ma non escludiamo di vederlo nella ripresa magari, ovviamente che l'obiettivo massimo nostro è sempre la salvezza. L'obiettivo massimo nostro è sempre la salvezza. Invece qua oggi giochiamo veramente contro una società che merita il professionismo e lo meritano soprattutto veramente contro una società che merita il professionismo e lo meritano soprattutto i loro splendidi tifosi che hanno fatto una cornice intorno banalmente di territorialità come poi vengono composti i gironi dell'LND, della Serie D. Non è stato fortunatissimo perché è capitato in un contesto dove ci sono delle big assolute, Grosseto, alcuni profili che venivano su anche dall'eccellenza. Io prendo in mente Ferrarese, conoscendolo, aveva giocato l'anno scorso a Viareggio. Lo stesso Mercuri. E quindi noi dobbiamo tenere d'occhio sicuramente il bilancio della società come la nostra, ovviamente parliamo di 4.000 abitanti contro qua credo di una frazione importantissime come Livorno, Arezzo, e ce le siamo sempre difesi. Sicuramente quello che mettiamo in più è una grande spirito di sacrificio, i ragazzi vedo che si aiutano, si sacrificano uno per l'altro e non quando giochiamo in come hai detto prima, ci dà veramente orgoglio di essere presidente di questa compagine. Quanto ha bisogno il movimento secondo lei anche dell'LND di piazze come il Tresia, magari piccole nei numeri, grandi nella passione e anche nella gestione, perché poi le società è bello far calcio ma poi bisogna anche avere i mezzi ma soprattutto le capacità gestionali per poterlo fare. Sì, dopo bisogna essere anche abituati, no? Perché spesso ti capita come noi l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, non la voglio far lunga, però è storia che siamo salvati a 2 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Che poi erano a 2 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Che poi erano una squadra che non, senza far nomi, Gavorra, ti trovi lì è difficile. Invece noi forse abbiamo un pochino più abitudine a lottarci, diciamo, la pagnotta tutti i giorni e i ragazzi lo dimostrano. Poi quello che chiedo sempre è ragazzi seri, a posto, che capiscano dove vengono a giocare a Triestina, anche se società piccola ma estremamente seria, posso dirlo, e quindi diciamo sentono la maglia, alla fine la sentono. Allora grazie al Presidente Leonardo Bambini e in bocca al lupo per questa partita.
lungo Bisenzio di Prato, con il Prato avanti 1-0 sullo Sporting Triestina, decide la rete di Greselin a metà frazione. Cambio nel Triestina, dentro Cuccarini, maglia numero 18 per lui. È uscito D'Angelo col 27 e allora la prima mossa per provare a raddrizzare questo match che vede gli umbri appunto sotto. Abbiamo sentito il DG Luca Saudati, ex attaccante, insomma lo ricordano con particolare affetto i tifosi dell'Empoli, e il presidente del Triestina Leonardo Bambini. Dunque si riprende con gli stessi 11 nel Prato, 4-3-1-2, Furghieri in porta, Berizzi a destra, Risaliti e Polvani centrali, Dorsi a sinistra, Greselin play e match winner con Cela alla sua destra, Cesare alla sua sinistra, Rinaldini in appoggio a Gioè e Verde. 3-4-3 nel Triestina con Bonifacio in porta, Sensi, De Meio e Ubaldi 3 dietro, Giuliani a sinistra, Proietti Zolla a destra, Tolomello e Ferrarese centrocampisti, Priore con Cuccarini e Mercuri ai suoi lati. Se Cuccarini va a fare l'esterno a destra, quindi fondamentalmente ora Proietti Zolla gioca sembra quasi un 3-4-2-1 dove Priore è il riferimento offensivo e là davanti ci sono Mercuri e Proietti Zolla ai suoi lati, con Cuccarini che va in fascia a destra. Per il resto tutto confermato. Movimento di Mercuri che con una finta si libera di Cela, largo da Giuliani, viene incontro Ferrarese, ancora largo da Ubaldi, nuovamente Ferrarese. De Meio a impostare, sempre Ferrarese che si è abbassato e sventaglia col piede debole per Sensi, verticale, intercetta bene Greselin, Rinaldini si muove nel traffico, palla avanti, palla dietro del Prato, ora Dorsi, Greselin, Prato che come dicevamo in casa ha vinto le ultime 6 gare, sempre segnando almeno 2 gol, ha fatto scena muta soltanto all'esordio con l'Orvietana, oltretutto in una gara a porte chiuse, in un contesto dove l'abbiamo detto chiaramente diverso rispetto a quello attuale, sia tecnico sia ambientale. Esce bene dal traffico Sensi, poi Cesare sulla verticale, Ubaldi, Mercuri, sponda, buona per Ferrarese, lungo Giuliani, troppo per tutti, Priore non ci può mai arrivare e allora può ricominciare Capitan Risaliti. Furghieri va largo da Dorsi. Tifosi del Prato che chiedono, invocano un aumento della capienza dello stadio. Abbiamo detto che oggi 2000 circa gli spettatori, curva Ferrovia sold out già dalla vigilia. Sponda di Gioè, si è proiettato in avanti Risaliti che ora apre la sotterra di là da Dorsi, accompagna anche Rinaldini, chiedo scusa, visto e servito il tracciante di Rinaldini, cross dentro a cercare la testa di Cela, pallone messo fuori, Cesari perde l'attimo buono per calciare, apre per Berizzi, intercetta bene Giuliani che prova a risalire il campo, c'è molto spazio per Mercuri lasciato libero da Risaliti, va a sfidare Polvani, pallone in mezzo, copertura provvidenziale, giocata risolutiva di Greselini, importante forse come il gol segnato nel primo tempo, perché il problema è che lì si era creato un buco lasciato libero da Risaliti che si era proiettato in avanti, molto bravo poi Rinaldini, adesso prova a sgusciare, fallo da parte
di Ubaldi, calcio di punizione e anche ammonizione per il centrale del Triestina, secondo ammonito, primo tra gli umbri nel primo tempo, gravato da giallo Cela, e da lì si può andare a cercare la porta col destro di Rinaldini, da palla inattiva però poi sviluppata con palla in mezzo, è arrivato il vantaggio del Prato. Hanno contato i passi Rinaldini col destro e Dorsi col sinistro. Si ferma Dorsi, Rinaldini nettamente fuori misura, non ha trovato la porta. Punizione battuta da Dorsi, Polvani, 5 passati in questo secondo tempo. Greselin largo da Cesari, molto bene ancora. Greselin si propone, c'è l'avanza Greselin che poi trova Risaliti. Verticale Berizzi per Cela, è lui tra l'altro l'ultimo a toccare. Ferrarese nello stretto, Giuliani, fallo da parte di Greselin. Ubaldi, altro recupero del Prato, Cela, si gira Rinaldini, fa da tramite per Cesari, arriva come un intercity di là Dorsi, ignorato però, Rinaldini, nuovamente Greselin. Risaliti, sempre Rinaldini, tutto bloccato e allora va largo da Berizzi, ancora Rinaldini che si butta dentro, rimpallo, Cesari, cross basso, Rinaldini. Cestina così, la chance del 2-0. Brutto errore questo di Rinaldini perché aveva la visuale di tiro completamente aperta, grande pallone a rimorchio da parte di Cesari, non aveva neanche una pressione immediata Rinaldini, doveva sicuramente trovare la porta, non ci è riuscito. Prato molto vicino al 2-0, Priore lo mette giù, Polvani, si rialza Priore e gestisce bene, Tolomello ha un po' di spazio, reclama palla Mercuri, eccolo servito, si apre anche Ubaldi, si abbassa Mercuri, c'è ancora più in ampiezza Giuliani, pallone per lui, riesce a far passare per Ubaldi, Mercuri nello stretto, proietti Zolla, sempre Mercuri, porta via Cela, Rinaldini, Greselin, Rinaldini, Cela, danno tutti del tuo al pallone i giocatori del Prato e poi largo da Dorsi, Polvani, Risaliti, non va subito in pressione lo Sporting Triestina e allora c'è modo per i centrali del Prato di dialogare. Polvani viene ancora incontro Rinaldini a offrire una soluzione in più. Dorsi lungo a cercare la testa di Gioè, la testa c'è ma è quella di De Meglio, ancora break di Dorsi, le finte a tagliare dentro il campo, Rinaldini
un po' innamorato del pallone Rinaldini, ora lo consegna a Berizzi che taglia dentro, il cross dentro, colpo di testa di Gioè che si avvita ma spedisce al lato. A parte che c'era anche un fischio per posizione irregolare, però Rinaldini anche prima poteva essere più rapido nello smistare del pallone. È un numero 10, gli piace tenerlo tanto evidentemente. Il rinvio di Furghieri, centrale per Tolomello, verticale per Proietti Zolla. Scortesie per gli ospiti da parte di Dorsi, calcio di punizione per lo Sporting Triestina con Tolomello dietro da De Meio. Giuliani, Ferrarese, ancora per De Meio. Interessante questa soluzione con Ubaldi che si porta più in avanti e libera spazio per Mercuri che viene incontro e imposta. Ubaldi, Ferrarese avanza, sventaglia in verticale per Priore, in vantaggio Polvani che poi protegge l'uscita di Furghieri. Calcio di punizione per lo Sporting Triestina, battuto subito, palla dietro per Ferrarese. De Meio, tra poco cambia anche Pizzi. Ponte di Rinaldini, non c'è fallo, le finte di Greselin che apre per Dorsi, sguardo in mezzo, ancora Rinaldini, il triangolo che non si chiude, altro errore di Rinaldini. Andrea Rossetti nel prato, attaccante di peso, di sostanza e di gol, l'anno scorso decisivo nella cavalcata del Livorno che ha vinto lo scudetto di Serie D. Cross intanto dentro a cercare Giuliani, la testa c'è ma è quella di Berizzi che va a prolungare in fallo laterale. Dentro Simone Rossetti al posto di Verde, cambio che arriva al 12esimo, 57esimo. Gli applausi per Verde e per Rossetti che sta per entrare. Certo il Prato ha un comparto offensivo di prima grandezza tra Mencagli, Rossetti, Verde, Gioè, Rinaldini. Due chiaramente stanno fuori con questo sistema trequartista più 2 punte. Rossetti a dare ancora più fisicità e centimetri e chili alla prima linea. Con le mani è pronto Giuliani. Viene incontro Ubaldi, pallone per lui. Triangolo con Ferrarese, Tolomello che dà supporto con questo pallone, però controllato, problemi zero da Furghieri. Prato abbastanza in controllo in questa prima parte di ripresa. Polvani, Orsi, esce bene dal traffico De Meio, poi Greselin, Cesari, Dorsi, nuovamente Cesari, break della formazione di Venturi, centrale per Rinaldini, controllo e apertura, direzione opposta a Berizzi che deve retrocedere, poi risaliti, Polvani,
rimane un po' bassa però la linea di difesa dello Sporting Triestina, e allora nuovamente Prato centralmente con Greselin, Rinaldini che può avanzare anche cercando una conclusione. Rinaldini invece va da Gioè, lavoro da pivot col tacco Rinaldini, Berizzi c'è largo, Cela visto da Berizzi, Cela può prendere il fondo, cross murato da Giuliani. Pallone messo in mezzo da Rinaldini, Cela prova la conclusione, traversa, Rinaldini non è finita, Dorsi, murato nuovamente, nuova chance, conclusione, 2-0, stavolta col destro Greselin, prima col mancino, ora con l'altro piede, fa saltare il banco una seconda volta, uomo partita Simone Greselin, 2-0. Grande coordinazione nuovamente da parte di Greselin che con il palo interno a fare da sponda, non da scampo a Bonifacio, 2-0. Azione nata da un angolo battuto corto, la traversa di Cela, bravo il Prato a continuare a crederci, Dorsi che ci prova, murato, Greselin raccoglie e calcia, ma veramente in mezzo passo, in mezzo istante si costruisce questo tiro che può diventare anche un top goal di giornata, perché la coordinazione è splendida come nel gol dell'1-0, però qua da più lontano tanta roba, doppietta di Greselin. Insomma, si conferma la Priore. Si conferma la regola, dicevo, che vuole che il Prato in casa segni almeno 2 gol. Nelle 6 occasioni che l'ha fatto ha vinto, stavolta chiaramente c'è ancora una mezz'ora buona più recupero che lo separa dagli eventuali 3 punti, però insomma è una squadra che va chiaramente a 2 velocità, in trasferta un po' a andamento lento, ma in casa veramente un rullo compressore. Si è strappata la maglia, va cambiata, si è strappata la maglia a Priore e tra poco ci sarà anche un cambio nello Sporting Triestina, uscirà Tolomello evidentemente, perché abbiamo visto un 14. Pallone centrale per la ripartenza del Prato, Cela incontenibile, poi si allunga troppo il pallone, perde anche il contrasto, rimpallo sfavorevole, entrerà Confessore, maglia numero 29 per Lorenzo Confessore, attaccante, gioca il tutto per tutto Calori. Giuliani a battere la rimessa, altro recupero da parte di Greselin, Cesari di là da Dorsi, sguardo in mezzo, in 3 a riempire l'area, accelera Dorsi, non lo tiene Proietti-Zola, pallone che passa, Bonifacio in 2 tempi. Se prima potevano esserci dei dubbi sull'uomo partita e fino a qui tra Greselin e Cesari, mi sembra che con questi 2 gol il dubbio sia stato spazzato via. Partita che però ancora da raccontare, Proietti-Zola largo da Sensi. Proietti-Zola, Tolomello, centrale vuole palla Ferrarese, eccolo servito, fa da tramite a sinistra per Mercuri, taglia bene in mezzo, però non c'è supporto, allora si deve fermare e ricominciare, attendendo l'arrivo da dietro di Ubaldi, poi rimane fermo sul blocco Mercuri e allora nuovamente Greselin,
Occhio questo rimpallo, Cella poi risaliti in vantaggio sulla pressione di Ferrarese, evita anche la rimessa, Cella si gira bene, il 14 Yusuf Cella, settore giovanile del Bologna, per lui aveva già giocato nel Prato stagione 22-23, poi scaraventato giù Gioè, c'è un doppio rimpallo, Rossetti, Gioè, Priore, si gioca, c'è stato un contatto in area tra Risaliti e Priore, ma tutto regolare, ancora duello tra Rinaldini e Giuliani. Rossetti con vigore troppo, secondo l'arbitro, calcio di punizione per lo Sporting Triestina. Ecco il momento del cambio che arriva al 20°, dentro Confessore, fuori Tolomello. Punizione per lo Sporting Triestina. Mercuri. Bonifacio. Nuovamente Ubaldi a sinistra da Ferrarese. Si è messo centrale Cuccarini. Tornato largo Proietti Zolla e Confessore a fare secondo riferimento offensivo insieme a Priore che ora si è abbassato e poi va a allargare di là da Giuliani che prova a girarsi e lo fa bene. Mercuri, cross teso in mezzo, allontana Greselin, poi Ferrarese perde l'attimo buono, viene incontro Rossetti, bravo nella gestione del pallone, voleva il fallo invece non c'è. Secondo cambio nel Prato, entra Andreoli al posto di Rinaldini, fuori Damiano Rinaldini. Ubaldi con le mani, pallone che viene recuperato ancora da un totale Greselin. Rossetti finisce giù. Ubaldi che tra l'altro deve stare attento essendo già ammonito. Andreoli che è andato a prendere la posizione di Rinaldini sulla tre quarti. La situazione è questa, è cominciato l'ultimo quarto di gara, siamo a 22:55, Prato avanti 2-0, doppietta di Greselin. Nel secondo tempo la differenza di valori è emersa, Prato ha fatto valere i suoi, in primis Greselin, ma non solo. Ora Greselin si fa portare via il pallone da Priore senza fallo, ma subentra Dorsi che prova a cavalcare la fascia, c'è anche Andreoli come soluzione in verticale, il break in dentro, Gioè Murato, arriva Rossetti, ancora sinistro Murato, diventa quasi un tiro al bersaglio. Mercuri che apre ora per Ferrarese, si apre Giuliani a sinistra, invece Ferrarese ragiona a centrale, poi cambia versante. Allora il giocatore che vedete con la maglia senza numero è Sensi, perché nella situazione precedente, maglia strappata, c'è la maglia di riserva senza il numero e allora il giocatore senza numero è Sensi, numero 6.
Dorsi col tacco Andreoli, ma il campo è finito lateralmente. Giuliani. Proietti Zolla, apre a destra per Sensi. Confessore, tacco per Sensi che prova a farsi luce, Proietti Zolla, cross in automatico, però non c'era nessuno lì, e allora Berizzi in fallo laterale. Rimessa che Mercuri lascia a Giuliani. Tenta di penetrare Giuliani, poi rifila un colpo involontario a Berizzi. Colpito e affondato mentre finisce giù Gioè. Richiamo verbale per Ubaldi, protesta, continua a protestare il Prato perché ricordo Ubaldi è già ammonito, così come c'era nel Prato. Era rimasto giù Berizzi perché nel tentativo di sfondamento da parte di Giuliani subito un colpo allo stomaco, all'addome. Berizzi abbattuto. In questo viaggio in giro per l'Italia che la LND con Vivo Azzurro vi propone ogni domenica, partite più interessanti da seguire del turno. Dorsi prova lo sfondamento Cesari, lo ottiene perché mette giù Ferrarese. Prossima partita si va al sud, benvenuti al sud, 21 dicembre, Paganese, città di Fasano, ovviamente anch'essa con le stesse modalità di fruizione, in streaming su Vivo Azzurro TV e canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Ubaldi, pallone recuperato da Cela che sgorga in fascia a destra, poi molto bravo da terra Ferrarese, forse l'ultimo tocco no, non è di Cela, la rimessa allora è per il Prato. Venturi è colloquio con uno dei suoi collaboratori, tra poco ci sarà un altro cambio nello Sporting Triestina, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, i cambi sono 5 come in Serie A ma senza il vincolo degli slot, sono liberi. Berizzi, sponda di Cela, apertura alla cieca di Rossetti, voleva servire Gioè che non era postato sul secondo palo, aveva attaccato il primo. 28 nel secondo tempo, ancora 2-0 per il Prato. Pallone profondo per Confessore, lo copre a distanza Polvani, pallone che passa, Proietti Zolla, occhio perché arriva di qua come una spia Mercuri, Proietti Zolla taglia bene dentro il campo, verticale ancora per Confessore, placcato da Dorsi, poi arriva il raddoppio di Greselin, Dorsi protegge, molto bravo a mettersi tra l'avversario e il pallone, lascia che il pallone sfili, obiettivo raggiunto grazie ancora alla collaborazione di un totale Greselin. Terzo cambio per il Triestina, pronto Gran Turchelli. Fuori Ubaldi. Calori aveva già intuito in un paio di situazioni già raccontate il pericolo che potesse prendere il secondo giallo Ubaldi e lasciasse i suoi in 10, e allora ecco il cambio, Gran Turchelli che va a fare il terzo di difesa ma sul centrodestra, dunque a meno che non si passi a 4, vediamo, no, Giuliani ora è più centrale, a capire se rimane con i due centrali, cioè Sensi e De Meglio e Gran Turchelli terzino destro, così come sembra Giuliani si abbassa e fa il laterale a sinistra.
in un modulo, comunque in un posizionamento molto fluido, molto liquido, quello dello Sporting Triestina, perché Giuliani lo vedi basso a sinistra e poi lo vedi alto a destra. Ferrarese, che è un play, ora va a fare il laterale di sinistra con Giuliani a tagliare dentro il campo. Questi scambi continui, la finta ora di Cuccarini, De Meio che apre per Ferrarese, Giuliani, pressione di Andreoli, c'è anche il raddoppio falloso, l'intervento di Andreoli, il raddoppio era stato di Rossetti. Punizione battuta subito per Ferrarese. Spunto ancora di Proietti Zola, pallone sulla verticale per Gran Turchelli che in estirada cerca il traversone, lo sforzo è apprezzabile però vano perché il pallone era già uscito. Rilancio di Dorsi a cercare Gioè, trattenute con Sensi. C'era Gran Turchelli, Priore, c'è Mercuri largo, visto, servito, può andare a cercare l'isolamento con Berizzi, guarda la porta Mercuri tracciante, interessante per Proietti Zolla alle spalle di Dorsi, non c'è neanche angolo. Risultati provvisori dagli altri campi: Foligno Seravezza 1-0, Follonica Gavorano Scandicci 1-0, Ghivi Borgo Aquila Montevarchi 0-2. Proseguiamo dopo, prima Rossetti, il break, Rossetti chiude troppo l'angolo sul fondo. Poggi Bonzi Cannara 2-2, San Donato Tavarnelle Grosseto 0-0, Terranuova Traiana Tau Altopascio 1-0, Vivi Altotevere San Sepolcro Vietana 1-0. Siena Camaiore si gioca domani, lunedì 15 alle 14:30. Mercuri, altro recupero di Cela, arriva Andreoli, ne ha due addosso, passa il pallone in parte, allora Giuliani sulla pressione di Rossetti apre Proietti Zolla, traccia interna per Cuccarini, sbaglia, rimessa Prato, terzo cambio per i Lanieri, fuori Cesari, dentro Limberti, applausi copiosi per Cesari, grande prestazione di Cesari, ha recuperato un'infinità di palloni nel primo tempo, ha seguito costantemente l'azione offensiva, partita da minimo 7 in pagella, ma volendo stare alti anche 7,5. Per lo spessore, anche per la pulizia poi nel come è andato a riconvertire quei palloni recuperati. Limberti va a prendere quella posizione di mezzala a sinistra, uno dei due giocatori confermati rispetto all'annata passata, Limberti, che entra a 11 più recupero dalla fine. Cuccarini, Polvani senza fallo, Cela, Gioè accompagna Limberti, Sensi, l'ultima a toccare, angolo, Prato. Comunicazione tecnica per la regia: se lo status quo rimane inalterato, migliore in campo, dunque da intervistare
Simone Greselin. Tra poco arriverà anche il quarto cambio nel Prato, sarà la volta di Zanon. Simone Greselin. Mentre gli applausi adesso sono per Yusuf Cela, anche lui ammonito. Il ragionamento di Venturi non fa una piega, partita di sostanza, magari meno appariscente ma comunque parimenti utile quella di Zanon. Come cambia, e Limberti passa a destra, Zanon va sul centro-sinistra, sempre come mezzala. Il modulo rimane quello, con Andreoli invece alle spalle di Rossetti e Brian Gioè. Riparte da dietro il Trestina con Sensi. Si va a profondi a cercare Confessore. Polvani ringhia su di lui. Rimessa per il Trestina, la batte. No, rimessa per il Prato. Greselin torna dietro da Risaliti. Non lo premia, ora sì, però con un istante di ritardo, infatti Proietti Zolla recupera. L'ultimo tocco è di Dorsi, la rimessa per lo Sporting Trestina. Insomma, il Prato, valori assoluti importanti. Polvani, Risaliti, grande coppia di centrali. Greselin, centrocampista che fa la differenza. Tacco Gioè, Rossetti, insomma, intanto ne abbiamo citati 5. Poi da lì, partendo dall'individualità a diventare squadra, la mano dell'allenatore c'è, è una mano che lascia il segno. Ripeto, il Prato ha cominciato veramente agosto inoltrato, con tanti giocatori che poi sono arrivati in corso d'opera. Tanto sfondamento di Zanon, ultimo tocco di De Meio, angolo per la formazione toscana. Le quote niente male. Chiaro, Grosseto sta facendo un campionato a sé e difficilmente il Prato può pensare ora di andarlo a braccare. Significativo, cross respinto coi pugni da Bonifacio. Greselin lo contiene Sensi. Confidiamo chiaramente di ritrovare presto la Toscana come terra per le partite di Serie D, chiaramente tramite i canali dell'LND, il sito e tutti i profili social che vi invitiamo a seguire, con tutte le clip, con tutti gli speciali. Vi terremo aggiornati sul calendario. Paganese Città di Fasano, la scelta come dicevamo per domenica prossima 21, ultimo turno d'andata. Ci rivediamo. Gioè fa correre Zanon, arriva sul pallone, cross dentro, De Meio a liberare. È in fiducia il Prato, insomma, Sporting Trestina che ha accusato il colpo. Di fatto dopo il 2-0 ha cercato un sussulto, con un moto d'orgoglio di rimetterla in discussione, però pochi rischi per il Prato. Limberti, sfondamento. Forse lo avete sentite, questo signore che continuava, che urlava continua, era Simone Venturi, l'allenatore del Prato. Che cosa vuole? Pressione feroce, costante, fino in fondo, per mettersi al riparo, per tenere in cassaforte il 2-0 e non rimetterlo in discussione. Un cambio di qui e un cambio di là. Di qui è meglio, di là
lo Sporting Trieste è Bussotti, numero 4, dovrebbe uscire Mercuri, è così. Nel Prato invece l'ultimo cambio è Boccardi al posto di Greselin, il migliore in campo. Gli applausi per lui. Standing ovation, si alza il pubblico del Lungo Bisenzio. Non ha timore di coprirsi Venturi, passa a 5 perché Boccardi va a fare il terzo centrale a destra con Risaliti a guidare il reparto e Polvani sul centro-sinistra. I due terzini ora diventano i cosiddetti quinti, rimane questo centrocampo con Andreoli un po' più basso sulla linea di Zanon e Limberti. Berizzi, pallone che passa, Andreoli, Rossetti, grande lavoro di Rossetti, solo contro tutti, apre per Limberti, cerca l'isolamento con Ferrarese, placcaggio, alla fine non si concretizza il vantaggio. Allora, si è arrabbiato Limberti perché, o meglio, si è arrabbiato Boccardi perché volevano il vantaggio, invece l'arbitro poi ha fermato tutto determinando il calcio di punizione. Con il sinistro Dorsi, uno solo in barriera è Ferrarese, Proietti Zola, chiedo scusa. Da lì con una pazza idea si può anche andare verso la porta, più probabile la soluzione in mezzo. Invece si va in porta, Bonifacio. Venturi è più arrabbiato e più tarantolato ora che il risultato in cassaforte di quanto non lo fosse sull'1-0 o sullo 0-0. Boccardi torna dietro da Furghieri, ancora Boccardi a impostare da dietro, pallone profondo a cercare Gioè in mezzo a due, prova a passare, c'è un rimpallo e allora Sensi fortunato, nuovo possesso per lo Sporting Trieste con Giuliani dirottata a destra, con Bussotti a sinistra, rischia in orizzontale per De Meio. Sguardo in avanti, si ferma sul blocco Priore, poi nuovo scatto per lui, ma il pallone è irraggiungibile. In netto vantaggio Boccardi, Limberti, centrale per Andreoli, dietro per Polvani, 2 al 90esimo, poi sarà recupero. Non c'è stato nel primo tempo, ci sarà sicuramente nel secondo, anche se poi di grosse interruzioni non se ne sono verificate. Prova a passare Berizzi, glielo impediscono Bussotti e Proietti Zolla, che torna dietro da Cuccarini, centrale per Ferrarese, lo va a prendere Zanon, dietro da De Meio, occhio al break di Limberti, poi è mezza via tra un controllo e un passaggio, sbuffa Gioè, partita di lotta e di governo, non c'è stata gloria fin qui per lui, messo giù Priore, calcio di punizione. Ferrarese a impostare. Bussotti intercetta Rossetti. Ferrarese. Cuccarini, cerchio di centrocampo, avanza, tutto raccolto il Prato, solo 2 giocatori sopra la linea del pallone, i 2 attaccanti. Di qua da Proietti Zolla all'isolamento con Berizzi, accelera Proietti Zolla, prende il fondo, pallone che passa, Velo Giuliani, 2-1, si riapre tutto nel finale, con la conclusione di Giuliani c'è stata la deviazione e al 90esimo 2-1. Dentro per Giuliani, palo gol.
È andato Polvani in scivolata nel tentativo di evitare che il pallone finisse dentro, gol comunque da attribuire a Giuliani. E dunque 2-1, a dare un senso ancora più pieno al recupero che è iniziato da 30 secondi. Berizzi, c'è ancora vita a Lungo Bisenzio per lo Sporting Triestina dopo questo gol di Giuliani. Pallone profondo, colpo di testa di De Meio, poi quello di Andreoli, Limberti, Gioè, bandierina giù, ma fallo con l'avambraccio da parte di Brian Gioè. Ferrarese, Bussotti, ancora Proietti Zolla, intercetta solo per un attimo Rossetti, 1,5 di recupero se n'è andato, ancora Ferrarese a girarsi, Bussotti sulla verticale, prezioso recupero di Limberti, poi Berizzi nello stretto Rossetti, un po' corto per Furghieri che può controllare sulla pressione di Confessore. Berizzi, ancora Bussotti, Proietti Zolla non passa su Boccardi, ancora Berizzi, ma Bussotti con grande prestanza, già il terzo pallone che recupera, prova ancora ad andare via Proietti Zolla e ce la fa, occhio al fallo di Limberti, giallo. Negli ultimi 3 minuti Proietti Zolla è diventato devastante, non l'hanno preso mai da quando si è spostato a sinistra. E qua l'intervento in scivolata di Limberti con calcio di punizione e cartellino giallo per il 7 del Prato. E da qua occhio, perché grande opportunità per lo Sporting Triestina su calcio di punizione battuto da Giuliani, l'autore del gol che ha dimezzato lo svantaggio umbro. Tutti dentro, a parte il portiere. Punizione battuta troppo in fretta, da ripetere, forse anche meglio così, a meno che non fosse uno schema con pallone sul secondo palo. C'è un po' di tensione tra le due panchine. Giuliani, Mariana secondo me un po' troppo vicina, pallone dentro, colpo di testa alto, ha cercato di spingere dentro Gran Turchelli che non ha trovato la porta, poteva anche far meglio, opportunità gigante per Gran Turchelli al 94esimo sulla punizione di Giuliani. Marcatura a zona non al top. Il rinvio di Furgheri, la testa di Sensi, poi Proietti Zolla, contatto con Limberti, poi Andreoli, lungo più che può Berizzi, Gioè senza fallo su Cuccarini, ultima possibilità forse per lo Sporting Triestina con Giuliani che è un mancino e quindi deve rientrare per l'ultima preghiera, non mette giù Priore, fischia 3 volte Bruschi, a Lungo Bisenzio, vince 2-1 il Prato con la doppietta di Greselin allo Sporting Triestina. Non basta il gol nel finale di Giuliani, 7ª vittoria di fila in casa del Prato che sale a quota 28 punti, rimane fermo a 20 lo Sporting Triestina. Tra poco andiamo a bordo campo per intervistare il man of the match, Simone Greselin.
non c'è da discutere su chi è il man of the match, Simone Greselin con questa doppietta, 2 gol molto belli che hanno qualcosa in comune, gran coordinazione, che sono serviti per vivervi un momento bello come questo. Squadra in casa, 7 vittorie di fila e sta continuando questa grande crescita, tanto complimenti. Grazie. No, sono contentissimo, dai, mi mancava il gol e farne 2 sotto la curva così piena è veramente un'emozione bellissima e sono contento che stiamo continuando, insomma, a fornire prestazioni importanti. Dopo settimana scorsa era appunto importante dare un altro segnale di continuità e oggi è stata una grande partita della squadra. 2 gol che curiosamente sono arrivati pur giocando un po' di metri indietro, no? Non vicino alle punte, ma come Play si diceva, forse gioca lui o Rinaldini, Venturi con coraggio vi avete tutti e 2, oggi la differenza l'hai fatta te, dicevate giustamente, a Grosseto era arrivata la prestazione, non il risultato, stavolta è arrivato il risultato in una prestazione con tante cose positive. Quanto è importante sapere qui di avere veramente un punto di riferimento, cioè qui chi viene fa fatica perché trova 11 e trova un 12°. Sì, sicuramente giocare in casa, quando siamo in casa i tifosi ci danno una grossa mano, anche in trasferta perché si è visto a Grosseto, sono venuti in tantissimi, però comunque sappiamo che qui in casa abbiamo un 12° uomo, sono i tifosi e era importante oggi, come ho detto prima, fornire una grande prestazione e soprattutto un grande risultato. Quindi ottima vittoria e bisogna continuare così. Dedica per i gol. Dedica per i gol alla mia ragazza. Grazie allora. Con 8 punti Sporting Triestina che rimane invece a quota 20, grazie ovviamente a Miriana Cecchi alle riprese, possiamo rivedere la nuova ovazione perché i giocatori si erano allontanati, sono tornati a cogliere nuovamente i complimenti e a condividere la gioia per questa vittoria con il pubblico della curva Ferrovia. Matteo 27, come abbiamo detto, era già sold out da ieri. Sono queste chiaramente le immagini che simboleggiano quello che è la passione del calcio, in particolare nella LND, anche se poi insomma, come dicevamo prima in cronaca, Prato è una realtà che ha ben poco a che fare con il dilettantismo, con l'obiettivo di tornare presto tra i professionisti. Ci lasciamo dunque con queste immagini ribadendo il finale allo stadio Lungo Bisenzio. Prato batte Sporting Triestina 2-1, decide la doppietta di Greselin, un gol per tempo. Non è bastato agli umbri nel finale il sigillo di Giuliani. Grazie operatori e regia per la produzione e la messa in onda, grazie all'ufficio stampa della Lega Nazionale Dilettanti per il prezioso supporto nella persona di Salvatore Dragone. Da Gabriele Noli è tutto, grazie e a risentirci.